Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino. Buongiorno, buon pomeriggio. Benvenuto anche a lei, grazie per essere qui. Cominciamo subito con un argomento che la metterà sicuramente di buon umore. Mobilità insostenibile a Catania, pedoni e ciclisti alle prese con strade e marciapiedi trappola, i rischi maggiori sul lungomare. Vediamo il servizio e poi commentiamo. Immagini che chi sia l'autore, insomma. Tonino De Mano. Ancora un attimo e poi lo vediamo. Qualche istante ancora e poi vedremo. Un percorso ad ostacoli. E che ostacoli? La mobilità sostenibile rimane solo nelle intenzioni, nei proclami e sulla carta, perché di fatto Catania è da sconsigliare a pedoni e ciclisti. Marciapiedi, trappola e insidie di ogni genere rappresentano un serio pericolo per chi si avventura a piedi, con pali della segnaletica disseminati ovunque. Una distrazione può essere fatale sul Corso dei Martiri, ma anche in Piazza Tricolore, dove questo cartello stradale, divelto dalla sede originaria, è adagiato in posizione obliqua sull'inferriata. Ma è sul lungomare, oggetto di riqualificazione ed in parte devastato dal ciclone Harry, che ogni tipo di sicurezza viene meno. Qui una passeggiata o una corsetta possono costare molto cari. La ringhiera arrugginita che vedete in un tratto non interdetto è a terra dal gennaio scorso, eppure nessuno se ne accorge. Ho 72 anni, posso anche avere una svista, ma capitare in una roba del genere rischierei di trangiarmi una gamba. Secondo lei è possibile che nessuno veda niente? Assolutamente no. Se il cittadino se ne accorge, se ne accorgerebbero anche le autorità. Sì, in effetti è molto rischioso. Preferisco passare un po' più distante. Se ne accorgono e li scansano gli ostacoli, per fortuna, questi due amanti dello sport, uno di corsa, l'altro in bici, con la pista ciclabile ristretta da questi blocchi di cemento bianco e rossi, eredità del ciclone Harry. Bisognerebbe togliere tutti questi ostacoli, sistemare le ringhiere. Ma qui non ci vorrebbe molto, basterebbe spostarli e liberare la sede della pista ciclabile. Ma perché non si fa? È quello che chiedo io al sindaco Tarantino, come mai? Non ci vuole niente, due operai vengono e le tolgono. Attraversare la strada è di per sé un pericolo, ma sul viale Africa si rischia di farsi male da soli, senza essere travolti dai mezzi in transito. Basta semplicemente mettere il piede nel posto sbagliato. Eccoci qua, sindaco. Bene, io posso tornare sugli argomenti se me lo chiedono i telespettatori, perché possono anche non aver assistito alle precedenti puntate, ma se lo fa De Mara, che conosce già le mie risposte, allora a questo punto io ho qualche riserva sulla... però le immagini sono quelle. Le immagini sono quelle, ma ho spiegato più volte quali sono i problemi che noi stiamo affrontando sulla questione della ringhiera di Velte che deve essere eliminata, l'avevo già chiesto di fare, non so perché non abbiano ancora provveduto, sul tema poi, sugli ulteriori temi dei marciapiedi in quelle condizioni o del restringimento di carreggiata a lungomare. Abbiamo spiegato che c'è un cantiere aperto, abbiamo spiegato qual è il corso dei lavori, per cui rispetto a un qualcosa che mi sembra solamente strumentale non intendo rispondere oltre. Però vuol dire questo che prossimamente... ma è naturale, c'è una fase di esecuzione dei lavori che nel corso del tempo si deve svolgere, per cui non abbiamo materialmente messo mano, perché stiamo aspettando di definire il progetto alla luce delle indicazioni che verranno. Poi che vi sono alcune cose che potremmo fare subito, come appunto l'eliminazione del ringhiero altro, questo è l'altro discorso, ma conosco bene la zona perché anche io 3 volte alla settimana vado a correre lì e quindi conosco bene quali sono le difficoltà. Abbiamo chiarito che ci saranno una serie di aggiustamenti. Altre note dolenti: da meno di 9 mesi è stata inaugurata Piazza Rosa Balistreri, che è in totale stato di abbandono. Prato Inglese e acqua nelle fontane non si vedono più. Qual è Piazza Rosa Balistreri? Ora vediamo. È la prima opera di bonifica urbanistica, di riqualificazione urbanistica che viene compiuta a Catania, credo nell'ultimo mezzo secolo. Non posso che essere orgoglioso. Lo sguardo estasiato del ministro Musumeci che osserva Piazza Rosa Balistreri, dove sorgeva il plesso degli ospedali Santa Marta e Villahermosa. Intorno tanto verde, nuovi alberi e 2 caratteristiche vasche. Era l'11 agosto 2025. A distanza di quasi 9 mesi, quella piazza che rendeva orgogliosi Musumeci, il sindaco Trantino
Tarantino e tanti catanesi è già in totale stato d'abbandono. Le immagini non lasciano spazio a interpretazioni. Il verde è quello incolto e infestante di una vegetazione fin troppo spontanea, erba alta che quasi nasconde una fontana, naturalmente a secco. E che dire dei rifiuti sparsi ovunque, con cestini traboccanti ed anche distrutti. Uno di questi è stato sradicato e scaraventato poco distante. Capitolo fontane. L'acqua non zampilla da mesi, il sistema è stato danneggiato e dentro sono ben visibili carta, plastica e cocci di vetro. Chi passa o frequenta la piazza rimane più che deluso. Era bellissimo all'inizio, ma forse per 2 settimane. È un vero peccato che è abbandonato così. Hai detto che abiti in America. In America, quando realizzano una piazza, cosa fanno poi? C'è un team di manutenzione che viene ogni giorno, appunto. Qua non si vede nessuno. È abbandonata, trascurata, c'è l'immondizia nelle vasche. La superficie totale dell'area è di 4.150 metri quadrati, 1.250 dei quali destinati a verde, sempre più sbiadito ed appassito, con il caldo estivo che rischia di cancellarlo definitivamente. Questo cleaning, come dicono in America, la pulizia quotidiana, sindaco. Potrebbe essere lo stesso discorso di prima, perché anche questo l'avevamo affrontato. Un chiarimento: non so da dove derivi la denominazione Piazza Rosa Balistreri, perché non si chiama così per quel che a me risulta. Non ha in questo momento... non lo so, in questo momento non lo so da dove le abbiano preso, anzi poi magari se mi danno qualche indicazione sarò felice di apprenderla. Al punto che stavo immaginando qual tipo di indicazione dare alla toponomastica per quella piazza. Per quanto riguarda la condizione, io ho spiegato sempre che il nostro vero problema sono manutenzione strade e manutenzione verde, un po' è figlio di quel discorso di prima. Abbiamo 2 squadre, anzi in questo momento abbiamo una squadra con 2 operai per tutta la città. Abbiamo dato, l'ho spiegato la settimana scorsa ma qualcuno finge di non capirlo, abbiamo dato 1,5 milioni di euro a molti servizi, ma ci vuole il tempo per rimodulare tutto il contratto con gli operai, per eventualmente assumere nuovi, perché dobbiamo assumere, per assumere nuovi mezzi, e quindi è chiaro che noi ci muoviamo un po' a tentoni. Non è un caso che il Parco Gandhi sia stato interamente ripulito da un'associazione che ci ha chiesto l'aiuto per quanto riguardava poi la rimozione degli sfalci, ma l'ha fatto di sua iniziativa. Però sul tema della piazza del Santa Marta, e dico anche su quella di piazza Turiferro, proprio ieri mattina mi hanno comunicato che sarebbero intervenuti in queste 72 ore, perché avevo chiamato ieri mattina per sapere per quale motivo fosse in questa condizione. Quindi... questo è importantissimo, ha detto piazza del Santa Marta, facciamo che si chiama così, esatto, poi, vediamo, poi magari sbaglio io, vediamo. Se lo dice lei, sindaco, sarà stata cosa importante che abbia dato questa notizia. Nelle 72 ore ci dovrebbe essere un intervento. Adesso vediamo una cosa che ha approvato la giunta da lei presieduta, sindaco, e cioè la delibera per l'istituzione di un'area pedonale urbana permanente a San Berillo. Forse dovremmo vedere anche qualche immagine già di un provvedimento, ecco, un provvedimento che rappresenta sicuramente un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione del reticolo di strade di questo storico quartiere, stiamo parlando, ripeto, di San Berillo, che quindi viene trasformato, sarà trasformato in uno spazio restituito alla comunità e alla sostenibilità ambientale. Questo è da poco che è approvata, vero? L'abbiamo approvato la settimana scorsa. Sì. Qua abbiamo l'immagine eloquente, peraltro è significativa anche l'immagine di quelle ragazze che si introduceva su queste strade, cosa che prima non sarebbe mai accaduta. Beh, magari le possiamo anche rivedere se facciamo in tempo. Noi chiaramente stiamo creando le condizioni perché i proprietari poi da soli intervengano per riqualificare i loro immobili. Qui è bellissima, esatto, così. perché non lo possiamo fare noi. Sarebbe auspicabile che lo facessero, sebbene la situazione di San Berillo Vecchio, che dico sempre è uno dei più bei quartieri di Catania, dipende dal fatto che molti di questi edifici diruti appartengono a più proprietari, perché in linea di successione diretta sono diventate eredi ma non si mettono d'accordo fra loro. Questa è bella, questa è l'immagine che piaceva a lei, vero? Sì, effettivamente infatti, è bellissima. Pertanto peraltro si vede che il cantiere è ancora aperto, quindi noi stiamo cercando di alimentare la possibilità di credere in questo quartiere, e in questo contesto la realizzazione dell'area pedonale diventa anche un ulteriore tassello di quest'opera di riqualificazione, che adesso vedrà anche la demolizione di un fabbricato fra via Carro, via Buda, via Pistori e via delle Finanze, che in questo momento è sede di forte degrado,
perché lì pratica un'attività di spaccio di crack, intendiamo demolirlo e lasciare uno spazio aperto dove inizialmente dovevamo anche realizzare un edificio che sarebbe diventato lo Urban Center, ma forse lo Urban Center lo facciamo in via Rocchetti. Anche altre novità. In giro per strada, ne approfitto, Sindaco, molti mi dicono, ma questa città è un cantiere dappertutto, è vero o no? Assolutamente, ancora tanti li dobbiamo cominciare. Questo per rispondere a chi me lo dice. Infatti ancora tanti li dobbiamo cominciare, è una città che si sta trasformando continuamente, il che mi rendo conto comporta anche dei disagi per la popolazione, lo capisco, mi dispiace, però che siano indulgenti sapendo che quel che in questo momento appare come un cantiere sarà un giorno un'opera che certamente darà maggiore vigore alla forza di Catania. Evviva! Ultima domanda prima della prima parte. Sindaco, si avvicina l'estate, purtroppo un po' in tutta la nostra regione è sinonimo anche di incendi. Ci sono dei lavori per realizzare le linee tagliafuoco? Sono partiti? Sì, proprio oggi mi ha scritto l'assessore. E poi non sappiamo bene in che cosa consistono. Linee tagliafuoco. Linea tagliafuoco sarebbe, per quel che so io, la realizzazione di degli spazi vuoti fra aree coltivate, area verde, ecco, sì, in modo da impedire che l'incendio eventualmente possa propagarsi ulteriormente. E proprio oggi mi diceva l'assessore Petralia, vediamo se 460.000 euro impegnati provenienti dal bilancio comunale per la realizzazione di attività di bonifica con appunto la realizzazione di linee tagliafuoco. La novità è che quest'anno stiamo partendo in anticipo proprio per evitare che poi il caldo giunga all'improvviso e possa creare qualche criticità per il nostro territorio. Quindi questa è una bella cosa perché lo stiamo mettendo in sicurezza preventivamente. Perfetto, grazie Sindaco, rimaniamo ancora insieme, rimanete con noi, breve pausa e poi toccherà a voi. 342 74 55 005 per i WhatsApp e la mail, eccola qua, sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, pronto per le vostre domande via WhatsApp e via mail. Allora, signor Sindaco, è prevista la serbatura di Piazza Bovio? E domanda successiva, rimettere in funzione le fontane? Allora, in questo momento non so rispondere per quel problema a cui accennavo prima, è chiaro che noi la dobbiamo fare. Quindi, peraltro, mentre leggevo pensavo anche se possiamo noi inserirla, perché per Piazza Bovio abbiamo ricevuto un contributo dalla Regione Siciliana, in particolare per volontà dell'onorevole Balsamo, per un'attività di riqualificazione che non è possibile modulare perché fin quando ci sarà la stazione di servizio sarà difficile realizzare una piazza come io immagino. Quella potrebbe essere una piazza bellissima, quella stazione di servizio obiettivamente contrasta con un progetto di riqualificazione complessiva. Dobbiamo capire se eventualmente questi interventi possono essere compiuti con quelle risorse laddove ci fosse il consenso della Regione, quindi è una cosa che voglio fare, ma in ogni caso, per rispondere in poche parole, è chiaro che noi dobbiamo compierla questa scerbatura. Purtroppo mi dispiace e chiedo scusa perché abbiamo questi ritardi determinati dai problemi che dicevamo prima. Però c'è questa aggiunta della Regione. Certo, questa però è una cosa che mi è venuta adesso, devo capire se la possiamo fare. D'accordo, grazie. Andiamo avanti, se ci sono. Ecco qua, buongiorno signor Sindaco, sono un partecipante al concorso ausiliare al traffico. Vorrei sapere come mai ancora ad oggi non scorre la graduatoria 29A, ausiliare al traffico. Presumo si riferisca ad MTS, io non ho idea, per quale motivo non lo so, perché ha una gestione separata MTS, certo, ha un proprio consiglio di amministrazione, quindi non mi danno notizie sulla gestione. Io mi occupo di MTS nella misura in cui coordino le attività che incidono sulla mobilità della città, ma non sugli aspetti gestionali. Loro comunque hanno una mail? Sì, certo, hanno un ufficio, hanno tutta la... Quindi conviene che una struttura assolutamente efficiente. Che giri certo, questa domanda a loro. Certo. Andiamo avanti, grazie ancora. Buongiorno, per il sindaco di Catania, sì, vorrei segnalare la pericolosità di via Due Obelischi, soprattutto la mancanza di protezione del muro all'altezza di via Giovanna Condorelli. Fra le due corsie c'è il muro demolito
con i ferri pericolosi. Chiedo la cortesia alla redazione, alla Sì. regia, se poi mi gira questo messaggio, Sì. perché non conosco questa situazione, la faccio verificare. Benissimo, grazie Sindaco anche per questa risposta, gliela segnaleremo appena terminato il programma, gli daremo un appunto. Signor Sindaco, buon pomeriggio, vorrei capire perché quando spazzano le strade non tolgono tutta l'erbaccia che cresce nei muri e nei marciapiedi, brutto da vedere. Ecco. No, ha ragione, perché è la cosa più evidente che devono pensare i cittadini. Purtroppo però il ciclo di lavoro prevede che siano soggetti diversi, quelli che effettuano lo spazzamento con quelli che effettuano la scerbatura, e la scerbatura in parte dipende dalle aziende che provvedono alla raccolta rifiuti, quindi Gema, Ecocar ed Ecosud, e in parte dipende invece da multiservizi. Io stesso confesso che ancora non ho capito bene quando interviene una e quando interviene l'altra, quindi però non lo possono fare coloro i quali provvedono allo spazzamento. Comunque appunto dovrebbe servire all'altra, Sì, che sì. di solito è la... No, potrebbe essere la stessa Gema se parliamo di centro Sì. storico, ma non è colui il quale ha detto allo spazzamento, ma deve essere poi una squadra che interviene per lo scerbamento, perché è chiaro che hanno tutti attrezzi diversi, per Beh, cui chiaro. chi provvede allo spazzamento ha solo una scopa e quel bidone che utilizza per la raccolta non può portare con sé anche il decespugliatore. Chiaro. Ancora vostro messaggio, mail, buongiorno, signor Sindaco, avete mollato la presa su via Plebiscito, è tutto ritornato come prima, il tratto tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele è assurdo, camion, macchine, di tutto che nasconde praticamente il marciapiede, commercianti privi di ogni regola, quindi su via Allora, sì, Plebiscito. non è che abbiamo mollato la presa, la verità è che purtroppo nel momento in cui ci allontaniamo da un posto, ma non per andarci a riposare, ma per andare in un altro, se ne approfittano. Quindi è sempre la solita questione che io sintetizzo nel principio: ne abbiamo assunti 200, ma dovremmo assumerne 200.000, perché ogni catanese avrebbe bisogno del vigile come tutore, come badante, perché si comporti bene. Di questo me ne sono accorto anche l'altro giorno, perché ho percorso tutta la via Plebiscito con lo scooter, a prescindere dal fatto che erano tanti quelli senza casco, ma poi proprio c'era l'assoluta anarchia. Ma è un percorso progressivo, ma è chiaro che se non c'è la collaborazione dei cittadini non si può pensare che noi possiamo mettere in atto uno stato di polizia con presidi H24. Li facciamo saltuariamente perché dobbiamo pensare anche al resto della città, quindi io comprendo il disagio di questo teleascoltatore che probabilmente abita in zona, perché poi lo vive sulla sua pelle, però non è mancanza di sensibilità da parte nostra o è fatto che abbiamo tirato i remi in barca, assolutamente, agiamo altrove. Perfetto. Dimostriamo al Sindaco, magari la prossima volta che non abbiamo bisogno ognuno di noi di un vigile, facciamo vedere Sarebbe che buono. forse ce ne vorrebbe uno ogni due. Dai, cominciamo. Allora, qual è la situazione attuale della riqualificazione di Corso dei Martiri? Questo Ricorre periodicamente, è normale, dal 57, oggi c'è anche un articolo sulla Sicilia su questo tema. Ricordo sempre che si tratta di un intervento che devono eseguire i privati. Non siamo noi comune. Il privato sta realizzando, ha affidato l'incarico a un nuovo architetto, l'architetto Casamonti, e a uno studio di progettazione, la Proger, che sono tra i migliori in Italia. Devono definire alcuni passaggi. Proprio questa mattina ieri mattina mi ha scritto il legale della società, perché mi devono sottoporre alcune idee che avrebbero preso in considerazione sul tema della viabilità che dovrebbe nascere, e quindi stiamo aspettando che si vada avanti. Nel frattempo dobbiamo anche poi comprendere in che misura questo progetto possa confliggere oppure no con la convenzione che era già stata sottoscritta, perché c'è anche la possibilità che si debba fare una nuova convenzione. Però, tanto per capirci, bisogna definire l'idea progettuale a seguito di questo tavolo tecnico che ora dobbiamo costituire, dopodiché si deve andare in conferenza di servizi. Conferenza di servizi significa che si esprimono tutti gli enti competenti per valutare la assentibilità dell'opera, dopodiché a quel punto si fanno i passi ulteriori. Non è un percorso breve, è un percorso molto complesso, perché incide con tantissime teste, ma soprattutto perché noi comune siamo nella veste di sollecitatore. Io una volta alla settimana mando messaggi per pungolare, ma loro fino al 2032 sono coperti da una convenzione perché gli ha garantito la proroga dell'intervento, ma hanno intenzione di agire
con una certa celerità, perché è chiaro che se si hanno comprato tutta quest'area lo fanno nell'interesse di realizzare un investimento, e quindi lo vogliono fare, devono ancora concordare alcune cose con un'altra società che è ancora proprietaria di 2 dei cespiti immobiliari, e nello stesso tempo parlare col comune per capire cosa fare. Abbiamo chiesto di ridurre la cubatura, soprattutto quella commerciale, perché sarebbe stato una sciagura, ci hanno ascoltato. Abbiamo chiesto di realizzare un'area 20 fino a 3.000 persone, ci hanno ascoltato. Ora quindi stanno definendo alcuni elementi di dettaglio che riguardavano la viabilità. La viabilità, perché stanno cercando di capire per esempio se la via Francesco Crispi può rimanere o in parte essere preclusa da questi di architettonica. Quindi sono tutti aspetti che io avevo chiesto che lo presentassero al Consiglio Comunale e quindi alla città entro maggio. Forse selitteremo di qualche giorno, ma io mi auguro che entro giugno verrà presentato. Benissimo, andiamo avanti. Grazie Sindaco. Buongiorno, come mai non sono arrivate nei tempi previsti le bollette per la Tari? Non sono presenti nemmeno online. Ne abbiamo discusso negli scorsi giorni, perché credo che ci sia stato un problema di sistema, ma comunque in ogni caso questo non determina una scadenza, il fatto che se uno lo paga magari con qualche giorno di ritardo debba comportare questo una sanzione accessoria. Su questo siamo indulgenti, sì. Importantissimo, grazie. Allora, questo è lunghissimo. A nome dei residenti del Residence Il Carrubo di via Sannullo, chiedo l'installazione di dossi artificiali alla fine di via vicino alla rotonda della circonvallazione. La strada è molto pericolosa per via della velocità dei mezzi. Abbiamo già sollecitato il quartiere senza successo, confidiamo in un suo aiuto, grazie. Questi sono i residenti del Carrubo di via Sannullo che chiedono questi dossi artificiali. A onor del vero, la quarta municipalità mi aveva già sensibilizzato su questo tema. Non è facile realizzare dei dossi artificiali, anzi molto spesso è praticamente impossibile creare dei dissuasori, perché la legge non li consentirebbe se non che a certe condizioni. Che dovreste bloccare? No, ma non è solo questo, c'è proprio un problema di codice della strada che ce lo impedirebbe. Ora io non so se qua la condizione presenta la possibilità di realizzare, questo non l'ho verificato. Farò studiare gli uffici, chiedo quindi di girarmi anche questo messaggio, ma mi pare, perché siccome a Sannullo c'è un forte interesse, nel senso che sono molti i consiglieri di municipalità, i consiglieri comunali che ci sollecitano, quindi se ancora non si è trovata la soluzione perché probabilmente non sono stati individuati i fondi. Ecco. Certo, poi se tutto quanto si risolverebbe se la gente rispettasse i limiti di velocità, ma questo è un altro dettaglio. Beh, non secondario anche questo, facciamo anche noi uno sforzo. Sarebbe possibile dotare la città di telecamere intelligenti per contrastare la sosta selvaggia delle auto sui marciapiedi sulle strisce? Lo diciamo praticamente ogni settimana. Sì, però no, ma in questo caso le telecamere non servono le telecamere intelligenti, bastano delle telecamere, ma è un'attività che noi facciamo in modo silente, perché magari non se ne rendono conto, attraverso lo street control, in particolare lo fa la MTS, cioè quindi l'autovettura che cammina con la telecamera montata e quindi rileva l'infrazione soprattutto per chi è sulle strisce pedonali o sui marciapiedi. Quindi l'utente che giustamente è infastidito da questa sosta selvaggia non ha la percezione dell'intervento sanzionatorio, perché non vede materialmente il verbale di contravvenzione, ma il verbale di contravvenzione poi arriva a casa di chi invece ha violato le regole. Perché c'è la vettura con la telecamera. Sì. Era l'ultimo messaggio, chiedo ancora alla regia, no, c'è l'ultimo, è questo qui mi pare. Novità sui fondi FUA. Stiamo aspettando che la regione siciliana, e siamo anche noi messi lì, settimanalmente chiamo il dottor Falgares, che è responsabile regionale della programmazione, e ci dice che è questione di giorni. Stiamo attendendo, perché siamo tutti quanti pronti, non è solo Catania, anche gli altri comuni, visto che noi siamo comune coordinatore, chiamiamolo così, che stanno attendendo che arrivino questi fondi per partire con altri cantieri. A proposito dei cantieri, amici di Catania, pronti a reggere il colpo. Ci fermiamo qua, ringraziamo molto il sindaco di Catania Trentino, tutti voi per averci seguito e buon pomeriggio. Buon pomeriggio.